Più che uno sport, uno stile di vita. È giovane, ha solo 18 anni e ama conquistare il mondo in una maniera molto particolare. I colori sono la prova per superare gli ostacoli. Gli applausi della gente arrivano spontanei perché davvero la sua forza è energia. Eccolo qua, è Nicola Serra, arriva da Uta. Anzi è arrivato fino a Ovodda, nel cuore della Barbagia, in bicicletta, per poi mettere a disposizione la sua arte di chi ancora una volta si stupirà. Facciamo una cosa, Nicola, vediamo che cosa sai fare e poi raccontiamo un po' della tua storia. Eccolo qua, Nicola Serra, lo abbiamo visto in queste immagini che hanno un po' proiettato la sua voglia di libertà, questi disegni un po' acrobatici nell'aria, la fantasia che diventa uno sport, che ha un nome come ha un nome anche chi lo pratica. Questo sport si chiama parkour e free running, che sono due varianti. Il parkour consiste nel scavalcare ostacoli nel modo più veloce e fluido possibile, mentre il free running è la parte acrobatica. Colui che pratica questo sport si chiama free runner o trouser. Ecco, quando nasce e perché nasce questa tua voglia di praticare questo sport che coincide, mi dicevi, con uno stile di vita? Ho iniziato circa 3 anni fa, coincide con lo stile di vita perché questo sport ti insegna a scavalcare ostacoli e superarli, così come nella vita reale, ognuno deve scavalcare e superare i propri ostacoli senza mai arrendersi e continuare il suo percorso. Un viaggio in Sardegna iniziato da tempo e che ha voglia insomma di essere completato attraverso di te, il tuo arrivare in bicicletta nei posti e poi in qualche modo documentare anche con delle immagini che vengono messe in rete queste forme molto particolari che tu dai alla tua voglia di libertà. Ecco, a che punto siamo del viaggio? Ho già girato 140 comuni e ho intenzione di girarli tutti. Girarli tutti per incontrare la gente, qual è la motivazione? Beh, sia farmi conoscere che far conoscere i comuni, perché credo che comunque faccia piacere alla gente vedere la valorizzazione di ogni comune messa comunque pubblica sul web. Quindi penso che sia uno strumento per farsi conoscere e far conoscere ogni paese della Sardegna. Ecco, come avviene? Tu contatti i comuni contattano te, perché adesso comincia a essere già da un po' di tempo molto conosciuto, arrivi, ti ospitano, ti accolgono e poi hai modo proprio di, come dicevamo, fotografare, documentare con dei video e mettere in rete queste realtà per farle conoscere con una prospettiva diversa. Sì, infatti io aspetto la chiamata, siccome mi muovo in bici, molti posti sono lontani, quindi chiedo ospitalità ai comuni e comunque in cambio regalo un video che mette in mostra in luce il comune e tutte le sue bellezze. Ecco, facciamo l'esempio di oggi, sei arrivato a Ovodda, in Barbagia, sei partito da Uta, il Campidano di Cagliari, a pochi chilometri dal capoluogo regionale. Quanto ci hai messo in bici ad arrivare fino qua, evitando la 131, perché questo tu non lo puoi fare? Ci ho messo quasi 8 ore perché sono passato dalla zona interna, dalle curve, quindi Lacuni, tutti i paesi interni ed era tutto in salita. Io vorrei chiederti se c'è un'esperienza tra quelle che hai collezionato in questi anni che ti rimane particolarmente nel cuore. Ogni esperienza mi è rimasta comunque impressa nel cuore perché ogni comune mi ha accolto e mi ha comunque mostrato le sue bellezze nel miglior modo possibile. Ostacoli da superare ma obiettivi da raggiungere. Per te qual è il sogno da inseguire con questa tua voglia di camminare tra la gente? Beh, il sogno sarebbe comunque riuscire a diventare qualcuno, essere un po' conosciuto. Credo che tu sei sulla strada buona, ti piacerebbe anche attraversare il mare, quindi dopo aver completato magari il viaggio in Sardegna e tutti i comuni, perché questo è l'obiettivo che lui ha, e poter così andare anche nelle altre regioni d'Italia, perché no oltre i confini della penisola? Certamente, mi piacerebbe tantissimo perché amo viaggiare.
18 anni, le idee molto chiare, la testa sulle spalle e una grande voglia di conoscere il mondo. Questo è il disegno di vita di Nicola Serra. Vediamo qualche cos'altro e grazie per essere stato con noi. Grazie a lei.